Buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale. Oggi voglio parlarvi della differenza tra un mercatino dell'usato e un negozio vintage e anche illustrare degli esempi che vi possano aiutare a capire quale sia l'opzione migliore per voi in base alle vostre esigenze. E alla fine vi farò anche degli esempi di vestiti comprati nel negozio vintage, vestiti vintage comprati al mercatino dell'usato e vestiti di marche di qualità comprati al mercatino, al negozio dell'usato. Dell'usato e un negozio vintage vendono entrambi vestiti di seconda mano, però c'è una differenza, e cioè che mentre un mercatino dell'usato vende vestiti di seconda mano senza curarsi di quando sono stati creati, in un negozio vintage si trovano esclusivamente vestiti vintage, e cioè, come definizione, un capo vintage è un capo che è stato creato almeno 20 anni prima. Quindi tecnicamente, visto che siamo nel 2020, il vintage di quest'anno inizierà dall'anno 2000 in giù, cioè quindi l'anno 2000, quindi tutti gli anni 90, 80 eccetera eccetera. In un negozio vintage si troveranno solo capi di questo tipo, cioè che hanno queste caratteristiche di avere almeno 20 anni. Poi ci sono negozi vintage un po' più generici e poi ci sono negozi vintage un po' più specializzati in una determinata decade, come può essere gli anni 70, gli anni 80, gli anni 60, oppure in un determinato stile, che può essere magari uno stile un po' più casual, si trovano molti jeans, molte giacche, una cosa un po' più street, diciamo. Poi ci sono quelli appunto anche che si dedicano, che ne so, al vintage dello stile militare, insomma si possono trovare varie cose. Un negozio vintage è sempre un'attività commerciale, quindi appunto lo scopo di un negozio vintage è quello di guadagnare soldi. I vestiti che vendono sono vestiti che hanno comprato, si occupano di selezionare i vestiti che vanno più di moda, vestiti di una certa qualità, quindi che non sono rotti, vestiti che non presentano strappi, vestiti che non presentano un numero esagerato di macchie, e in generale anche sono sempre dei negozi che si trovano in aree del centro città oppure delle aree carine della città, e devono pagare l'affitto, devono pagare il personale, e tutto questo va a far sì che i prezzi dei capi vintage siano più cari rispetto a quelli che si possono trovare in un mercatino dell'usato, giustamente perché appunto ci sono tutta una serie di spese che devono essere fatte prima di poter poi vendere questi capi vintage. Un mercatino dell'usato può essere sia un'attività commerciale, ma spesso è un'attività, diciamo, con uno scopo di beneficenza. Molto spesso una parte o tutto il ricavato di quello che si ottiene dalla vendita della merce disponibile viene poi dato in beneficenza ad associazioni o cose di questo tipo, oppure sono delle cooperative sociali che con questi soldi finanziano dei progetti o delle attività. E quindi in questo caso la maggior parte di quello che viene venduto è stato offerto gratuitamente attraverso le donazioni, cioè c'è gente che appunto, volendosi sbarazzare delle cose che ha, le porta a questi mercatini dell'usato o negozi di beneficenza. Cosa si può trovare a un mercatino dell'usato? Il mercatino dell'usato si trova di tutto, praticamente è il riflesso di quello che compra la gente. La maggior parte della gente compra fuffa la maggior parte della gente compra marche di fast fashion, che possono essere H&M, Zara, insomma tutte queste marche che conosciamo bene. Questo non vuol dire che non si possano trovare anche dei capi di valore, si possono assolutamente trovare dei capi vintage anche in un mercatino dell'usato, e si possono anche trovare capi di marche importanti o di marche di qualità a dei prezzi, diciamo, irrisori, e di solito sono anche dei posti, diciamo, piuttosto grandi, mentre in un negozio vintage sono di solito dei negozietti piuttosto piccoli. Un mercatino dell'usato, un negozio dell'usato sono in generale in questi grandi magazzini, in posti piuttosto grandi, e si trovano magari alla periferia della città o comunque in posti lontani dal centro città. Però sono anche posti in cui è possibile, come dicevo prima, fare migliori affari, perché se si ha la volontà e anche il gusto di ricercare, di andare a caccia del pezzo speciale, del pezzo di valore, allora lì si fanno veramente dei grandi affari. Adesso vi faccio vedere degli esempi di pezzi che ho trovato al negozio vintage, dei pezzi vintage che ho trovato al mercatino dell'usato e dei pezzi, diciamo, di marche di qualità che ho trovato al mercatino dell'usato, per farvi vedere che cosa potete trovare più o meno. Iniziamo col negozio vintage. Questo è un dolce vita nero di velluto che
che ho trovato in un negozio vintage, perché stavo cercando esattamente questo, stavo cercando un dolcevita nero di velluto nel periodo di Natale per fare dei vestiti per le feste. È un po' più difficile trovarla immediatamente al mercatino dell'usato e quindi l'ho trovata al negozio vintage. Questo dolcevita mi è costato 15 euro. Un'altra cosa che ho trovato al negozio vintage è questa camicia floreale, con una stampa floreale, con molti fronzoli qua sulle maniche, sul collo. È una camicia degli anni 70, è una di quelle cose che secondo me vale la pena comprare in un negozio vintage. È bellissima, secondo me, è proprio il mio stile. Questa camicia mi è costata ancora 15 euro e comunque sono dei prezzi comunque abbordabili. Sono sempre dei prezzi inferiori rispetto a quello che uno potrebbe pagare a un negozio normale che si trova in centro, insomma. Ho comprato anche questo paio di pantaloni che vi avevo fatto già vedere. Sono dei pantaloni marroni e neri e rossi a quadretti e sono proprio il mio stile, mi sono piaciuti subito tantissimo e poi li ho pagati 19 euro. Anche se sono dei prezzi molto più alti di quello che io pago in mercatino dell'usato, sono comunque dei prezzi molto abbordabili. Ora vi faccio vedere dei pezzi vintage che ho trovato al mercatino dell'usato. Allora, ho trovato questa giacca nera, secondo me bellissima, guardate il collo, guardate i bottoni che sono tantissimi bottoni uno dietro l'altro, le maniche, proprio un grandissimo pezzo, secondo me bellissimo. L'ho fatto in Germania. Questo pezzo bellissimo mi è costato 3,50 euro al mercatino dell'usato dove vado più spesso. 3,50 euro, una cosa del genere in un negozio vintage la paghi anche 30 euro, 40 euro. Un'altra cosa che ho trovato sempre al mercatino dell'usato è questa camicia con questo motivo stampa un po' animale, un po' zebrata, bianco e nero, degli anni 90. È uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo e l'ho pagata questa 2,30 euro. E comunque una camicia del genere in un negozio vintage ti costa comunque dai 10 ai 15 euro, non di più. Un altro pezzo bellissimo che ho trovato al mercatino dell'usato è questa camicia beige con questo collo, non so se, spero che si riesca a vedere, c'è tanta luce, con questi bottoni, questo collo che sembra quasi una cosa ottocentesca quasi, e secondo me degli anni 80, fatta in Francia, made in France, e l'ho pagata 6 euro. Passiamo ora alle cose non vintage che ho trovato al mercatino dell'usato, che però sono di buonissima qualità. Allora, ho trovato questa gonna, guardate il volume di questa gonna, secondo me è fantastica, e di questa marca che si chiama La Linea, una marca non so bene di dove, penso olandese, non l'ho mai sentita prima in Italia. E questa marca, appunto, una gonna del genere comunque ti costa più di 100 euro sicuramente, e l'ho trovata questa gonna a 1,40 euro. Un'altra gonna di qualità buonissima è questa gonna plissettata di questa marca che si chiama Jerry Weber, e è una marca anche questa molto buona, fa pezzi originali di qualità, e questa l'ho pagata 1 euro, era nella sezione 1 euro. Questa nuova costa anche questa dagli 80 ai 100 euro. Un altro esempio è questo vestito nero senza maniche di questa stilista, si chiama Cora Kemperman ed è una stilista olandese. Adesso hanno interrotto la produzione, però insomma è un vestito molto bello con le tasche, ampissimo, originale. Costa un vestito del genere nuovo, ti può costare sui 160-170 euro e l'ho pagato 3,30 euro. Poi ne ho tantissimi altri, ma insomma questi sono solo alcuni esempi per farvi vedere. Qual è l'opzione migliore per voi? Allora, secondo me dipende da quello che state cercando, dipende dalle vostre esigenze, dipende dalle cose che vi piacciono ovviamente. Un negozio vintage secondo me è adatto a persone che prima di tutto hanno un po' più di mezzi, cioè che possono spendere un po' di più e non hanno troppi problemi, diciamo, di budget, perché i prezzi sono più alti. Per persone che magari non amano troppo andare per mercatini a ricercare, passare tanta fuffa, ma c'è una selezione di una certa qualità, e quindi se a una persona non piace fare questa cosa di andare per mercatini e ricercare, è sicuramente un'opzione migliore, anche se io personalmente ricerco anche nel negozio vintage e a volte non trovo niente, no? E poi anche ovviamente un'opzione se state cercando qualcosa di particolare, cioè magari un paio di jeans particolari, che ne so, Levi's, no? È più facile trovarli in un negozio vintage rispetto al mercatino dell'usato, anche se è possibile trovarli, ma magari ci metti un anno prima di trovarli, invece al negozio vintage sono già stati selezionati. E ovviamente vi deve piacere il vintage,
vintage, perché se altrimenti tutto questo discorso non vale più. Quindi un mercatino dell'usato fa sicuramente per voi se non vi piace il vintage. Se avete, diciamo, un budget limitato, sicuramente lì potrete fare dei grandissimi affari con il tempo e la ricerca, insomma ci vuole un po' di lavoro, non arrivano così. E ovviamente vi deve piacere questa cosa di cercare il pezzo di valore. È una cosa, è un gioco, una specie di gioco dove si caccia il pezzo che sia vintage o di qualità, un pezzo che ci piace e che magari paghiamo 1 o 2 euro. Farò un video su come riconoscere i pezzi vintage in un mercatino dell'usato. Se vi interessa l'argomento, quindi vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like o un commento, e spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un grande bacio, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo presto.